Oreste Benzi iniziò nel 1995 a incontrare personalmente sulla strada con un gruppo di giovani le donne vittime di tratta. La prima esperienza fu alla Bruciata, un quartiere ormai tristemente noto di Modena, dove appunto era frequente il turnover di prostitute provenienti principalmente dall'est europeo. E nel 98, con la legislazione italiana che ha garantito la possibilità di una protezione sociale per le vittime di tratta, ovviamente il servizio antitratta dell'associazione si è sviluppato velocemente un po' in tutte le regioni d'Italia. Oggi abbiamo in tutta Italia oltre 400 case famiglia che possono accogliere appunto vittime, donne costrette a prostituirsi, e 17 unità di strada che sono proprio quell'occasione di contatto e di incontro con le donne sulla strada là dove sono costrette a prostituirsi. Il lavoro dell'associazione è centrato soprattutto sull'accoglienza e l'assistenza delle vittime fino al raggiungimento dell'autonomia. La legislazione italiana prevede appunto per l'articolo 18 la possibilità alle donne di portare avanti un programma di recupero e di reinserimento sociale che permette loro di riscoprire la dignità perduta e ovviamente a livello psicologico essere supportate a livello sanitario, e per poter poi pian piano trovare l'autonomia lavorativa e abitativa. La centralità del lavoro anche con le ragazze di strada per la nostra associazione è legata a un'accoglienza in contesto familiare. Per noi questo aspetto è molto molto importante, e anche all'interno di questo convegno questa sera è proprio significativo sottolineare ancora una volta come inserire delle donne che hanno appunto vissuto e subito un totale annichilimento della propria identità, della propria storia personale. Poterle inserire in un contesto di famiglia li aiuta proprio a riscoprire la propria dignità, ma anche a riscoprire di nuovo le proprie origini, quindi i propri doni, le proprie qualità, le proprie capacità anche in ambito lavorativo, anche l'aspetto spirituale. Ci sono diversi elementi proprio della persona nella sua integralità che vanno ripresi in mano completamente. Una frase slogan ormai storica, direi, di Don Oreste era proprio questa: nessuna donna nasce prostituta, ma c'è sempre qualcuno o qualcosa che la costringe a diventare tale. Questo aspetto secondo noi è fondamentale. La prostituzione, lo dice anche la legge svedese, comunque possiamo fare dei riferimenti che vanno oltre una visione, se vogliamo, di un'associazione come la nostra, ovviamente di stampo religioso, ma anche la legge svedese in un Parlamento di donne nel 99 ha portato proprio all'abolizione della prostituzione. In quel Parlamento di donne si sottolineava come la prostituzione è un ostacolo allo sviluppo dell'uguaglianza tra uomini e donne, e la prostituzione è un male per la società. Questo ovviamente lo diceva anche la Convenzione dell'ONU, del 51, quindi voglio dire, nella storia si è proprio capito come la parità dei diritti è centrato sulla centralità della dignità umana. La persona è veramente libera se non c'è nelle relazioni, nei rapporti, questa compravendita che ovviamente impedisce ogni forma di libertà, e questo per noi è centrale. Pertanto portiamo avanti da anni delle riflessioni anche a livello politico, delle pressioni tali proprio per puntare molto sull'eliminazione della prostituzione, quindi una legge che sia veramente proibizionista, e in particolare anche sottolineiamo l'importanza della punibilità del cliente. Se non ci fosse la domanda, diceva Don Oreste, non ci sarebbe anche bisogno dell'offerta. È un fenomeno ovviamente per certi versi in espansione, l'attività di contrasto comunque continua, le direttrici che indicava sono quelle principali, ma ovviamente l'attenzione va anche alle abitazioni dove all'interno poi vengono svolte attività di prostituzione. Il controllo è costante, le attività investigative che abbiamo condotto finora hanno dato ottimi risultati, la collaborazione della gente è fondamentale. Auspico sempre un'attività di controllo informale da parte delle persone che possano segnalarci casi specifici e così intervenire a ragion veduta, ottimizzando anche le risorse. Dai dati in nostro possesso è prevalentemente straniera, anche se non si escludono partecipazioni di italiani, anche se
marginalmente rispetto a quello che è il grosso dell'attività svolta prevalentemente da stranieri. La provenienza è una provenienza variegata, abbiamo una provenienza dall'est Europa, una provenienza dai Balcani, dall'America Latina, dall'Africa, dalla Cina. Ecco, tutte le etnie credo che siano interessate a questo tipo di attività illecite.